Buongiorno Notizia. 9.42, torniamo in studio e parliamo adesso di un problema che si registra a Catania: lunghe code fin dalle prime ore dell'alba e centinaia di persone in attesa negli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Catania in Corso Sicilia. Un caos che si sta registrando in questi giorni a causa della folla di persone in attesa di regolarizzare la loro posizione attraverso la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali e l'addio così a sanzioni e interessi in caso di debiti con il fisco finiti in mano all'agenzia di riscossione. Tanti utenti e commercialisti segnalano il disservizio che sta interessando l'ufficio di Catania, dove già alle 6 del mattino sono presenti code con oltre 60 persone, la maggior parte di queste professionisti. L'ufficio apre al pubblico tutte le mattine dalle 8.20 alle 12.30, il pomeriggio dalle 14.45 alle 15.45 e 2 volte alla settimana per i soli professionisti, ma evidentemente ciò non basta. Il personale impiegato si dimostra insufficiente a poter smaltire tutte le pratiche presenti, da modificare evidentemente anche la modalità di chiamata degli utenti, da compiere ad esempio ogni ora per impedire che si formino le lunghe code durante le ore notturne. Un problema al quale occorre porre rimedio al più presto, visto anche che incombe la scadenza prevista per poter accedere a questa procedura agevolata.